Valvasone è un castelletto assai buono, situato quasi sulle rive del Taiamento. Per lo qui passano quelli che devono andare a Pordenone. Così nel 1500 viene descritto il borgo medievale di Valvasone. La tradizione popolare vorrebbe far risalire la fondazione del paese all'epoca romana, ma Valvasone, come disse il più insigne studioso di storia locale, Ferruccio Carreri, è del Medioevo. Le prime fonti scritte risalgono al XIII secolo. Il nome stesso è di origine medievale. Valvasone deriverebbe da vassallo o valvassore e potrebbe essere stata una curia vassallorum, cioè corte feudale. La maestosa torre campanaria, eretta alla fine del 400, custodisce il campanone detto del viandante, che ogni sera, dopo il De Profundis, suona per ravviare alla strada maestra chi se ne fosse dilungato. Il Duomo, dedicato al Santissimo Corpo di Cristo in memoria del miracolo eucaristico di Gruaro, fu iniziato nel 1449. Costruito in stile tardo-romanico, subì radicali rimaneggiamenti di chiara impronta neogotica tra il 1889 e il 1901. Ciò che domina lo spazio interno è il maestoso organo cinquecentesco, opera di Vincenzo Colombo. Dopo l'abbandono durato 50 anni e il prestigioso recupero, finalmente lo strumento è diventato il nuovo simbolo di Valvasone, sia per il prezioso nucleo fonico, sia per la stupenda cornice artistica, opera del Pordenone e della Malteo. La chiesa di San Pietro, originariamente romanica, conserva interessanti affreschi di Pietro da Vicenza, mentre la pala sovrastante l'altare della Visitazione mostra una veduta seicentesca di Valvasone portata da San Giovanni Evangelista. Accanto alla chiesa sorgeva nel XIV secolo un ospedale dedicato ai santi Pietro e Paolo. Molti sono i tesori che Valvasone offre al fortunato occhio del visitatore. Dalla piazza del Duomo, centro dell'organismo urbanistico semplice e ben articolato di Valvasone, si snodano a volute viuzze e porticati che conducono ad insospettati scorci, dove il tempo sembra essersi fermato. La storia è raccontata dagli edifici stessi, costruiti in mattone nella fase più antica e in pietra in quella successiva più ricca del Rinascimento veneziano. Le belle case affrescate testimoniano la ricchezza e la cultura di un centro che ha vissuto antichi splendori. Il nostro viaggio a ritroso nel tempo ci porta dinanzi al castello, nucleo primitivo da cui tutta la storia di Valvasone ha avuto inizio. Nel 1906 Ferruccio Carreri lo descrive così. Il castello è costituito da vari edifici, dove angolosi, dove rotondeggianti, al di fuori con bei poggiuoli, dei quali uno archiacuto verso la piazza è notevole pel parapetto della balaustra monolitico. 4 torrioncelli difendono all'ingiro la signoriale dimora.
Da un lato è un folto boschetto di pini ed altre piante, tutto chiuso, a cui si va per un recente ponticello dal palazzo. Quindi, di rimpetto all'entrata, nel cortile trapezoide, sta l'enorme torre, mozzata barbaramente nel 1884. Rimangono indubitabili segni di un porticato che girava gran parte del cortile all'interno. Dall'alto un'elegante trifora e aggraziate finestre ora vi guardano. Nel 1518 viene deciso di ingrandire il castello, così che quelle case che non si appoggiavano alla mura castellana furono estese su di essa. Ma lasciamo Ferruccio Carreri condurci in visita. Varie stanze eccitano la nostra attenzione d'artisti ed eruditi. In un salone, forse cinquecentesco, sono molti ritratti di famiglia. Nei sovrapporte si vedono rappresentate le rocche della potente stirpe: Valvasone, Fratta, Zucco, Partistagno, Cucagna. Altre stanze notevoli sono un piccolo oratorio e una cucina dal focolare smisurato. Di sopra è un altro salone, anche più bello. Una stanza grande, detta dei giuochi, un'altra detta bianca, dove pernottò Napoleone Bonaparte. Osserviamo due vaghe camere a stucchi. Ed anche nelle parti più basse ed abbandonate il nostro occhio avido di impressioni e di immagini ravvisa in certa stanzaccia un'antica cucina. Si può vedere un teatrino con pitture ornamentali gentili al tutto guasto, ma il Carreri non poteva immaginare ciò che le stanzacce custodivano. Il filmato è parte integrante della tesi di laurea Il castello di Valvasone in Friuli, un'ipotesi di riuso tra storia e musica, realizzata da Maria Teresa Fernandez, Alberto Porro e Alessandra Sasso e presentata dal relatore professor Tullio Cigni.